Sono qui con Riccardo Tognazzo. Ricky, allora un 8-3 che si può leggere in tanti modi, con un Montecchio che ha sempre tenuto il pallino del gioco, ha fatto una buona prestazione, un Pico però che non si è mai dato per vinto, vi ha sempre messo un po' di fiato sul collo anche quando stavate conducendo la partita in scioltezza, una squadra che insomma dispiace che è ancora ferma a quota zero, però confermi quello che si dice, insomma, che comunque danno l'anima e non è stato facile, insomma, vincere questa partita. Sì, certo, innanzitutto buonasera a tutti. Devo dire sì, il Picco questa sera abbiamo iniziato la partita con un vantaggio di 3-0 comunque, però hanno retto mentalmente, perché è quello importante alla fine, hanno retto mentalmente, sono riusciti comunque a rimanere là col risultato, che è la cosa importante, sono riusciti a portarsi anche sul 3-1 se non Sì? sbaglio, e comunque sono sempre rimasti là, è una squadra che diciamo i punti in campionato non rispecchiano quello che fa in pista perché tiene sempre botta a tutte le squadre e sì, gli manca magari quello un po' Di cattiveria di in più. cattiveria, sì, di concretizzazione in porta, sì. Ecco, lato Montecchio, analizziamo anche le ultime due partite vostre, insomma un 5-1 di Seregno e poi quella battuta d'arresto a Correggio. Ti chiedo, qual è il vero Montecchio? Quello che si è imposto per 5-1 a Seregno o quello che pur con gli onori delle armi ha perso a Correggio? Beh, secondo me il vero Montecchio è quello che si sta formando perché quelle lì sono due partite che nella prima abbiamo vinto, nella seconda abbiamo perso diciamo, diciamo che hanno meritato loro, però è un Montecchio che si sta formando, si vedono i miglioramenti, cerchiamo di migliorare sempre di più e diciamo di portare i risultati a casa. Sì, lavorate, ultima domanda, lavorate sempre sotto traccia per arrivare tra le prime quattro per i playoff o l'obiettivo di questo Montecchio, come insomma, hai ricordato te, è quello di formare una squadra per domani? Beh, penso che l'obiettivo di questo Montecchio sia vincere, semplicemente. L'obiettivo, come tutte le squadre, come tutte le società, è vincere e arrivare più in alto possibile in classifica. Bene, grazie ancora, ciao Ricky. Grazie, ciao ciao. Grazie Perfetto. mille.